Noi ci spostiamo a Trissino, il grande bacino di laminazione sarà pronto entro il 2018, la cassa entro la fine del 2017 potrà però già contenere in caso di emergenza 1 milione di metri cubi d'acqua. Vediamo. Il bacino di laminazione di Trissino, uno dei grandi cantieri post-alluvione 2010, accelera grazie all'inverno senza piogge e sarà a regime entro il 2018. L'annuncio è arrivato questa mattina al termine di un sopralluogo della regione con il governatore Luca Zaia. Un'opera sui corsi d'acqua Agno, Guago, Orzone capace di contenere 2.800.000 metri cubi, salvaguardando i comuni di 3 province, Vicenza, Verona e Padova, dall'incubo di possibili inondazioni. Entro la fine del 2017 sarà già in grado di entrare in funzione in caso di emergenza proprio nel periodo delle piogge. Sarà a fine del 2017 la fine praticamente di tutte quante quelle che sono le opere di realizzazione del bacino. Dopo resterà, e quindi alla fine del 2017, eventualmente in caso di una piena importante, avremo la capacità di introitare, di fermare circa 1 milione di metri cubi che va in aiuto al bacino di Montebello. Un invaso dal costo di oltre 23 milioni di euro con un recupero di 5 milioni e mezzo grazie alla vendita del materiale scavato e un finanziamento a carico della regione di 17 milioni e 600 mila euro. 2018 completeremo i restanti 800 mila metri cubi per arrivare. Le previsioni prevedono circa intorno a metà del 2018 la completa esecuzione delle opere. Un'opera ovviamente impattante per il territorio che all'inizio aveva sollevato qualche perplessità ma che ad oggi non ha dato nessun tipo di complicazione. Per sindaco l'unica preoccupazione che avevo era quella dell'impatto del cantiere, ma come ho detto veramente sono stati bravissimi, stanno lavorando in maniera ineccepibile e non ho alcun lamentele da parte dei miei cittadini, quindi sono felice di poter ospitare quest'opera perché è veramente necessaria per il Veneto e quindi questo sicuramente è la cosa più importante.